Buongiorno a tutti, ringrazio tutti i partecipanti. Questa iniziativa è una delle tante che mette in campo la UIL FPL del Veneto e di tutte le province, perché cerchiamo di dare servizi ai nostri iscritti e non solo sempre maggiori. Il fondo per sé è una cosa importantissima, la previdenza integrativa. Io che sono un po' più vecchietto di voi, ho lottato tanto per avere la previdenza integrativa e finalmente da qualche anno l'abbiamo, anche se la partecipazione non è così altissima al fondo, l'adesione al fondo per sé. Voi sapete, avrete visto, sentito, abbiamo passato le informazioni che c'è stato un accordo quadro per cui per i nuovi l'adesione è automatica, con la possibilità comunque per ognuno di voi di dare la vostra non adesione, e noi abbiamo pensato che sia necessario, utile, doveroso informare tutti, perché chi partecipa, chi aderisce al fondo Perseo deve aderire e non per obbligo. Detto questo, io non voglio portare via più tempo a voi, ricordo che come Will FPL tra i vari servizi abbiamo anche 730 gratuito e tante altre cose. Vi invito a visitare le pagine dei vari siti che abbiamo, quindi Will FPL Venezia, Treviso, per vedere cosa scriviamo, le nostre informazioni. Per qualsiasi informazione, dopo casomai lo metto in chat, vi lascio anche il mio numero diretto per qualsiasi informazioni. Vi risponderò direttamente per quanto riguarda gli enti locali, per quanto riguarda sanità e altri pezzi vi metterò in contatto con le persone che potranno darvi le risposte più corrette rispetto a questi temi. Rispetto al contratto nazionale di lavoro, ne approfitto e sfrutto. Il sottoscritto è presente al tavolo negoziale con l'ARAM perché sono nella delegazione trattante nazionale. Siamo arrivati all'orario di lavoro, tra una settimana avremo un altro incontro e andremo avanti per il contratto, quindi tutte le notizie che arriveranno ve le gireremo. Non vi rubo più tempo, buon lavoro e ringrazio il dottor Buttaroni per la sua disponibilità. Grazie ancora a tutti, arrivederci. Buongiorno a tutti, io sono Luciano Buttaroni. Staremo insieme per un'oretta e mezzo, il tempo necessario affinché io vi illustri il fondo pensione Perseo Sirio. Ovviamente l'invito è quello di continuare ad approfondire anche dopo la nostra chiacchierata. Dopo vi darò anche i link dove trovare ulteriori informazioni e approfondire gli argomenti che ritenete più opportuni e come farlo. Mi aiuterò con delle slide, ma non perché questa è una lezione assolutamente, ma solo per seguire insieme a voi un filo logico. Mi porrò tutta una serie di domande che probabilmente vi ponete anche voi e a cui cercherò di dare una risposta. Ovviamente, siccome siamo tanti, cerchiamo di seguire il discorso e lasciamo nella parte finale le domande, tutte le domande che vorrete pormi. Io sarò a disposizione vostra per rispondere. Come vi dicevo prima, l'obiettivo di oggi è quello di darvi tutte le informazioni necessarie, il più possibile. Torno a ripetervi, l'invito a approfondire ulteriormente tutto quello che ci diremo oggi, affinché voi possiate prendere una decisione consapevole, qualunque essa sia in caso di adesione a Perseo Sirio, sia in caso decidiate che per la vostra vita Perseo Sirio non è utile. Quindi, ma la cosa importante è che voi sappiate cosa state facendo. Ci porremo delle domande, più che altro me le porrò da solo. E cos'è Perseo Sirio? Chi può aderire? Come funziona?
come si aderisce a Perseo Sirio, come si contribuisce a Perseo Sirio, quanto costa, come vengono investiti i miei soldi, quindi entreremo anche nel dettaglio della gestione finanziaria, cosa posso fare e cosa ottengo, come posso iscrivermi e poi, come vi dicevo prima, lasceremo ulteriore spazio per le vostre domande. Cos'è Perseo Sirio? Non c'è niente di più semplice. È la vostra previdenza complementare contrattuale. Non c'è altro da aggiungere, nel senso Perseo Sirio nasce da accordo collettivo ed è parte integrante del vostro contratto collettivo nazionale. Può aderire proprio per questo motivo, visto che è parte integrante del vostro contratto collettivo nazionale, può aderire mi si chiedono già delle domande, tassazione, toccheremo tutto, non c'è problema, solamente i dipendenti pubblici, tutti i dipendenti pubblici di tutte le amministrazioni. Ci sono solamente 2 esclusioni nel mondo del pubblico impiego, gli insegnanti scuola-stato che sono destinatari di un loro fondo pensione, visto che loro sono tantissimi in Italia, ed è fondo Espero, e tutto il personale facente parte delle forze armate, perché attualmente non è ricompreso in nessuna forma previdenziale. L'unica eccezione fatta in Perseo Sirio è per i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti. Io mi iscrivo, io non sono un dipendente pubblico, parlo in prima persona per semplicità di esposizione. Mi iscrivo, posso iscrivere anche un soggetto fiscalmente a carico mio, un figlio o anche il compagno o la compagna, se sono dei soggetti fiscalmente a carico. A quel punto loro acquisiscono il diritto di partecipazione a Perseo Sirio, fermo restando che è un rapporto, sottolineiamolo, tra fondo pensione e aderente. Il datore di lavoro non c'entra nulla in questo caso. Come funziona Perseo Sirio? Perseo Sirio, come abbiamo detto, è parte integrante del contratto collettivo nazionale, quindi non è una società, non è una compagnia, un'assicurazione, non è nulla di tutto questo, e infatti è un'associazione senza scopo di lucro. Gli aderenti fondo non sono clienti o assicurati, aggiungerei, ma sono associati. Gli aderenti scelgono i loro rappresentanti. Quindi ogni 3 anni tutti gli aderenti del fondo pensione vengono chiamati a eleggere i loro rappresentanti. Si svolgono le votazioni, ognuno di voi sceglie la propria lista o il proprio rappresentante, si forma l'assemblea dei delegati, che è composta da 60 elementi, tutti lavoratori del pubblico impiego e che rappresentano il governo del fondo. Viste le difficoltà logistiche e anche economiche, perché per riunire 60 persone non è semplice, anche se nella drammaticità del periodo la pandemia ci ha insegnato ad utilizzare strumenti come quello che usiamo oggi, che ci consentono di avvicinarci molto e togliere tutta una serie di difficoltà logistiche. Comunque l'assemblea dei delegati si riunisce 2, 3 volte, 4 volte l'anno a secondo delle necessità di che tipo di decisioni devono prendere, però per far sì che abbia un controllo quotidiano sul fondo, elegge al proprio interno 2 braccia operative. Chiedo scusa, rispondo una cosa al volo ad Alessandro Gnocchi. Sì, i genitori se sono iscritti, possono entrambi iscrivere anche il figlio. Ovviamente il nome di uno dei 2 sarà messo insieme al nome del figlio, perché nel modulo di adesione non è previsto che ci siano
n aderenti che iscrivono il figlio, ne basta uno, poi lì subentra la parte fiscale, perché lì poi dipende da chi contribuisce, però questo è un argomento che si vedrà più personalmente, Alessandro. Comunque sì, possono tranquillamente iscrivere, uno dei due iscrive il figlio o la figlia, come scriveva lei. Ritorniamo da noi. Il consiglio di amministrazione, che è composto da 8 elementi, che controlla il fondo a livello operativo e strategico. Il collegio dei sindaci, che è composto sempre da altri 4 elementi, che controlla il fondo a livello amministrativo e finanziario. Gli ultimi, il collegio dei sindaci, capirete da soli che debbono avere determinati requisiti, quindi devono essere dei 4 elementi che sono iscritti al registro dei revisori dei conti. A Cinzia Martin non posso rispondere a quella domanda, vi chiedo cortesemente di non fare domande che anticipano gli argomenti che andiamo a trattare. Capisco la curiosità, ma tanto io vi illustrerò tutto il fondo, non abbiate paura. Fatemi domande su ciò che stiamo vedendo. Funziona. Ovviamente queste 2 braccia operative dell'Assemblea dei Delegati non è che possono fare determinati lavori loro fanno lavoro di controllo che il personale interno, cui faccio parte anche io. Che cosa fa il personale interno? Supporta gli aderenti e le amministrazioni, supporta gli organi del fondo, quindi noi lavoriamo, mettiamo in atto le decisioni che prende il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei Delegati, e oltretutto supportiamo il lavoro del Collegio dei Sindaci nelle operazioni di controllo e revisione. Svolgiamo funzioni di back office, supportiamo l'operato di collaboratori esterni. Cosa sono i collaboratori esterni? I collaboratori esterni nella previdenza complementare sono un elemento fondamentale, perché in alcuni casi sono previsti dalla legge sui fondi pensioni, dalla normativa, e in alcuni casi invece sono delle scelte che l'Assemblea dei Delegati fa perché ritiene opportuno delegare all'esterno a maggior tutela degli aderenti. Vengono tutti selezionati attraverso gara pubblica, si occupano, come vi dicevo prima, di attività interne e di controllo, attività che gli organi vogliono o devono, come vi dicevo prima, delegare esternamente. In per sé ausilio, chi sono questi soggetti e collaboratori esterni? Uno dei principali è Previnet, è il service amministrativo, valorizza le posizioni dei lavoratori, calcola il valore della quota, calcola il prelievo delle quote associative, redige il bilancio del fondo. Praticamente a livello amministrativo contabile è il soggetto che gestisce il fondo pensione, soggetto esterno che interagisce direttamente con il collegio dei sindaci. Quindi tutto ciò che è la parte amministrativa e contabile, il personale interno del fondo non la gestisce. Indipendentemente dalle capacità, il personale interno non redige il bilancio del fondo. Quello ci pensa Previnet. Depobank è la banca depositaria, è la banca dove confluiscono i contributi del lavoratore e dove lì rimangono e rimarranno per sempre fino al momento in cui i contributi, diciamo tutto ciò che il lavoratore ha accantonato, verrà dato sotto forma di prestazione. Quindi da lì non escono fino a quando non è il momento della prestazione. È un organo di controllo, Depobank, perché certifica la consistenza, la composizione del patrimonio e oltretutto dà seguito alle operazioni che i gestori inviano
di acquisto o vendita di strumenti finanziari se sono compatibili con il mandato. No, infatti dicevo un attimino, non anticipate le domande. Questi soldi vengono sicuramente investiti con dei profili di investimento che andremo a vedere dopo, e DepoBank dà seguito alle operazioni nel caso in cui siano conformi con il mandato dato. I due gestori sono UnipolSai e HSBC, rispettivamente per il comparto garantito e per il comparto bilanciato. A loro è dato l'onere e l'onore della gestione del portafoglio in base al mandato dato dal fondo pensione. Quando parlo di fondo pensione, ovviamente parlo dell'assemblea dei delegati. LG è il controllo interno, quindi riferisce direttamente a CDA, quindi all'assemblea dei delegati, verifica che tutto l'operato del personale interno del fondo sia nel rispetto della normativa vigente. Prometeia, che supporta la funzione finanza. Il fondo pensione ha una funzione finanza interna che controlla l'operato del fondo. Prometeia supporta la funzione finanza nella verifica di questo operato. Poi, terza colonnina, i controlli. Sono controlli interni, di cui in parte abbiamo già parlato, e controlli esterni. I controlli interni, ovviamente il collegio dei sindaci, l'organo di controllo interno, LG, il personale interno dentro di sé ha una funzione di risk management. Significa che questo soggetto deve far sì che tutte le procedure interne del fondo siano fatte secondo normativa, ovviamente, ma soprattutto nei tempi previsti, e che vengano mitigati eventuali e potenziali errori che possono esserci, perché siamo esseri umani, quindi possiamo sbagliare la digitazione di un nome, di un cognome, di un codice fiscale, di un IBAN, ci mancherebbe, però tutto questo deve essere mitigato, e quindi questo soggetto mette in piedi tutta una serie di azioni affinché vengano mitigati il più possibile eventuali errori. Controlli esterni, beh, qui c'è un unico soggetto, ma che praticamente è una sorta di noi lo chiamiamo il nostro grande fratello, è la COVIP, la Commissione di Vigilanza della Previdenza Complementare in Italia. È un organo governativo che controlla la previdenza in maniera stringente. Significa che non c'è nulla che un fondo pensione possa fare senza aver informato prima la COVIP. Ovviamente al di là di acquisti di carta, penne, queste cose qui no, non le tengo in considerazione, ma come decisioni strategiche non c'è nulla che la COVIP non controlli. Periodicamente viene dato ma anche un flusso dati alla COVIP che controlla l'operato del fondo, ma ci controlla anche il sito, ci controlla anche il sito, controlla tutto affinché venga fatto nel rispetto della normativa. Come si può aderire? Ci sono due modi per diventare aderente a Perseo Sì. La forma volontaria, cioè una forma contrattuale. La forma volontaria è l'adesione che prevede la contribuzione di tutti i soggetti coinvolti nell'accordo più la quota del TFR. Quindi quando parlo di soggetti parlo del lavoratore, datore di lavoro e quota del TFR. Forma contrattuale invece è una sola fattispecie, è l'iscrizione, quindi adesione, iscrizione. Andiamo a vedere la differenza da parte del datore di lavoro di tutti i lavoratori destinatari dei contributi derivanti dall'ex articolo 208. In questo caso
Il lavoratore non deve firmare nulla e quindi non sono previsti contribuzione del lavoratore e coinvolgimento TFR. Concentriamoci un attimino sulla forma volontaria. Abbiamo detto che coinvolge tutti i soggetti. I lavoratori, a chi è destinato? A tutti i lavoratori ricompresi nell'accordo e che possono aderire liberamente. La novità, come accennava anche Mario in apertura, tutti i lavoratori ricompresi nell'accordo del silenzio-assenso, apro una piccola parentesi, praticamente tutti gli assunti dopo il 1° gennaio del 2019, dal 1° gennaio del 2019 in poi, hanno la libertà di scelta entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'amministrazione. Quindi non c'è nessun obbligo, nessun tacita iscrizione. C'è un periodo, un cuscinetto di 6 mesi, la data in cui l'amministrazione ha consegnato l'informativa, per cui c'è praticamente l'obbligo di informarsi e l'obbligo di dare una risposta. Tutto qua. Potete liberamente scegliere se aderire o non aderire, ma la cosa importante è che vi si dà 6 mesi di tempo per obbligarvi, tra virgolette, ad informarvi, cosa che oggi state facendo. Ribadiamo, scusate, allora, gli assunti prima del 2019 ovviamente non hanno questo obbligo decisionale entro 6 mesi, perché se l'accordo ricomprende soltanto gli assunti dal 1° gennaio 2019 in poi, i precedenti alla tale data ovviamente non hanno nessun obbligo di comunicazione all'amministrazione, fermo restando che hanno comunque il diritto contrattuale a scegliere se aderire o no. Non rispondo più a domande che anticipano i tempi, non ce l'abbiate con me, perché poi state andando avanti. Torno a ripetere, vi dirò tutto. Ribadiamo, decide sempre e solo il lavoratore. Si contribuisce. Cosa importante, siamo portati tutti quanti a dire sul mio reddito lordo. La cosa importante è capire che tutte le percentuali che noi da adesso in avanti andremo a vedere vengono calcolate sul reddito annuo utile al calcolo del TFR. È un importo che voi potete reperire tranquillamente sulla vostra certificazione unica o CUD, come vogliamo chiamarlo, ma negli ultimi 4-5 anni si chiama certificazione unica solamente. Detto questo, diciamo a secondo degli allegati che la vostra amministrazione mette è tra la 4ª e 5ª pagina. Voi troverete una sezione 2 INPS lavoro subordinato gestione dipendenti pubblici. In quella sezione voi troverete una casellina con scritto imponibile TFR. Lì c'è un numerino, quel numerino è la base di calcolo su cui si calcolano le percentuali che da adesso successivamente andremo a vedere. Firmo la mia adesione. Il fondo pensione mi iscrive al libro soci, si apre una sorta di salvadanaio dove io e il datore di lavoro contribuiremo. C'è Stefania che scrive, io in continuazione, la videoconferenza è retribuita, per favore non fate domande a me che non so che rispondere. Io non rispondo più domande, perdonatemi, però
Allora, il lavoratore e il datore di lavoro contribuiscono con l'1%. Per chi ne ha diritto, quindi per tutti gli assunti prima del 1° gennaio del 2001, tranne gli EPNE, che non è il vostro caso, c'è un ulteriore contributo dello Stato dell'1,5% in base alla legge 449 del 97. Milena, rispondo a Milena Trentin perché è una domanda coerente. Mi sono persa i 6 mesi, dopo i 6 mesi si passa direttamente al terzo ausilio se il dipendente non sceglie diversamente? Sì, se lei è una persona assunta dal 1° gennaio del 2019 in poi e in questi 6 mesi non manifesterà nessuna decisione, o sì o no, liberamente, automaticamente il datore di lavoro la iscriverà al fondo pensione, fermo restando che avrà ulteriori 30 giorni di tempo per manifestare le sue intenzioni. Quindi in tutto avete 7 mesi di tempo. Penso che sia un periodo enorme per prendere una decisione e informarsi. Comunque sì, se nel caso nel mondo del pubblico impiego con un contratto a tempo indeterminato. Tolgo la chat perché altrimenti, perdonatemi. Dopodiché la quota del TFR va a previdenza complementare, il lavoratore può effettuare dei versamenti volontari direttamente lui sulla sua posizione, quindi con un rapporto extra lavorativo, e poi nel caso per i diretti interessati anche il versamento delle quote derivanti dall'articolo 208 come citavamo prima. Facile dire TFR, perché sono in regime di TFS tutti i lavoratori in servizio con un contratto a tempo indeterminato nel mondo del pubblico impiego al 31 dicembre del 2000, sono in regime di TFR tutti gli altri. Quindi tutti i lavoratori che sono stati assunti con un contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio del 2001. Molto spesso ci sono delle domande che probabilmente vi porrete e che qualche casistica ci sarà. Io lavoravo con un contratto a tempo determinato dal 1995, ho firmato il contratto a tempo indeterminato nel 2002. Ecco, siete in regime di TFR perché vale la firma del contratto a tempo indeterminato. Poi, se avete cambiato amministrazione, non c'entra nulla. La cosa importante è che non ci sia stata soluzione di continuità, ma senza soluzione di continuità voi sareste o in regime di TFS o in regime di TFR a secondo di quando avete firmato il contratto a tempo indeterminato. Cosa accade, che era oggetto di una domanda che prima era sulla chat, al momento dell'adesione? Accade che consegno il mio modulo di adesione, viene fatto il calcolo sempre virtuale del mio TFS come se mi dovesse essere dato perché è cessato il rapporto di lavoro, ma così non è, viene accantonato sempre virtualmente e questo importo inizia a rivalutarsi del 75% dell'inflazione più 1,5 punti, pur rimanendo TFS con tutte le caratteristiche del TFS. Dal giorno successivo, dal mese successivo è più corretto dire, il passo è in regime di TFR. Quindi di quell'imponibile sulla certificazione unica che vi dicevo prima, calcoleranno il 6,91% di quell'imponibile
e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro verrà calcolato in regime di TFR, quindi annualmente su quell'importo verrà calcolato il 6,91. E cosa accade del mio TFR maturando, quindi che maturerò dal momento dell'adesione in poi? Che il 71,06%, pari al 4,91 dell'imponibile, verrà virtualmente accantonato andandosi a sommare al mio TFS pregresso, quindi avrò una porzione di TFS, una porzione di TFR, entrambe le voci si rivaluteranno tutte e due del 75% dell'inflazione più 1,5 punti, mentre il 28,94% del TFR, pari al 2%, verrà accantonato sempre virtualmente nelle casse dell'INPS, e la cosa che cambierà è che questo importo invece verrà rivalutato in base all'andamento della previdenza complementare. Al momento del pensionamento, tutto il mio TFS maturato fino al momento dell'adesione, più la quota di TFR che io ho maturato dal momento dell'adesione fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro, più la rivalutazione che vedevamo prima, no? 75% dell'inflazione più 1,5 punti, verrà liquidato da INPS direttamente al lavoratore come previsto dalla normativa vigente. La quota di TFR invece destinata alla previdenza complementare più il contributo dello Stato dell'1,5% per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare, più i rendimenti riconosciuti in base alla stessa, verranno versati da INPS nella posizione del lavoratore e si andranno a sommare a tutti i contributi che lo stesso avrà versato e a tutti i contributi che avrà versato il datore di lavoro. Questo è quello che accade. Ma diamo un senso a questo, dei numeri medi. Allora, mediamente in Italia il reddito utile al calcolo del TFR sono 22.000 euro. Significa che il contributo del lavoratore saranno 220 euro, il contributo del datore di lavoro saranno 220 euro, la quota associativa, quindi la quota associativa in per sé ausilio, anch'essa si calcola su quell'imponibile, quindi mediamente sono 19,80 euro. C'è poi la parte virtuale, il contributo dello Stato, 264 euro, e la quota di TFR, 439,95. Il totale dell'accantonamento al netto anche della quota associativa, in questa posizione il lavoratore dovrà accantonarsi 1.124,15 euro medio. Questa è una media nazionale in questo momento. L'impatto sul cedolino, sulle 13 mensilità, sono, in base alla media nazionale, 11,34. Ecco, questo è per darvi anche numericamente un esempio di quello che accade mediamente in Italia. Poi ognuno di voi dovrà fare i calcoli sul suo imponibile utile al calcolo del TFR. Sono un lavoratore invece assunto con un contratto a tempo indeterminato dopo il 1° gennaio, dopo il 31 dicembre del 2000, quindi a far data dal 1° gennaio del 2001 in avanti. Sono già in regime di TFR, il mio TFR è già accantonato annualmente e il mio TFR già si rivaluta del 75% dell'inflazione più 1,5. Cosa cambia? Cambia soltanto che l'INPS apre un nuovo cassetto dove viene contabilizzato il mio TFR dal momento dell'adesione in poi, e tutto il TFR che io maturerò verrà accantonato virtualmente e verrà rivalutato in base all'andamento della previdenza complementare. Al momento del pensionamento, stesso schema. Tutto il TFR maturato fino al momento dell'adesione più le rivalutazioni verranno liquidate
direttamente al lavoratore in base alla normativa vigente, il TFR maturato dall'adesione in avanti più i rendimenti in base all'andamento della previdenza complementare verranno versati nella posizione del lavoratore e si andranno a sommare a tutti i contributi che avrà versato il lavoratore stesso e il datore di lavoro. Stesso schema di prima. Luciano, chiedo scusa, sono Francesco della Will FPL Venezia. Siccome vedo tante domande in chat, allora non è possibile rispondere, chiedo scusa a tutti, non è possibile rispondere in tempo reale. Allora mettetevi da parte le domande, alla fine della presentazione, dell'illustrazione del dottor Butaroni, fate le domande, anche perché se vengono messe in coda poi non vengono più riprese, è solo un discorso di metodo, abbiate pazienza. E chiedo a Patrizia Giolitti e a Marina Zancanaro di chiudere il proprio audio. Grazie. Ok. Stesso schema di prima, dicevamo. Contributo lavoratore, contributo datore, quota associativa. La quota del TFR, in questo caso la parte virtuale, sale al 100% e non sparisce il contributo da parte dello Stato, perché quello è attivo solamente per gli assunti prima del 1° gennaio del 2001. Non è una discriminazione, ma è una restituzione di un maltolto del 1997, quello, Quindi non c'è qualcuno che è stato avvantaggiato, anche perché non potrebbe esserci un soggetto, un lavoratore avvantaggiato rispetto ad un altro. Stesso impatto ovviamente in busta paga, sempre i famosi 11,34 €. Questa è la fotografia dell'attuale media in Italia. I costi. Questo è uno schema che troverete anche nella nota informativa e sulla scheda dei costi presente sul sito. È la posizione di Perseo Sirio, c'è un confronto tra fondi negoziali, fondi aperti e piani individuali di previdenza integrativa. Ovviamente è un confronto che la Covid obbliga a mettere in maniera chiara in tutte le comunicazioni, però è un confronto impari perché noi siamo un fondo negoziale, mentre la barretta vuota al centro e il rombo verde sono prodotti del mercato libero, quindi di assicurazioni e banche, ed è ovvio che costino di più perché non perché siano cattivi, ma sono aziende commerciali che devono necessariamente retribuire e oltretutto fare utili. Quindi è un confronto impari che però noi dobbiamo pubblicare e pubblichiamo. La quota di iscrizione in Perseo Sirio non è prevista. C'è una quota associativa, come vi dicevo prima, per l'adesione volontaria, lo 0,09 della retribuzione annua utile al TFR. Per l'adesione invece contrattuale, quella che riguardava l'unica fattispecie, no? Il versamento dell'articolo 208 a favore della polizia locale, quella ha una quota associativa di 16 €, e per i soggetti fiscalmente a carico 10 €. Le spese per le prerogative individuali, per spese per anticipazioni non sono previste. Non sono previste spese per trasferimento per perdita dei requisiti, non sono previste per riscatto, non sono previste costi, non sono previste costi per il primo switch, quindi lo switch da un comparto garantito al comparto bilanciato o viceversa. Il primo è gratuito, il secondo, dal secondo in poi il costo è 9 €. Questo è fatto soprattutto per evitare lo switch selvaggio che non avrebbe senso nella previdenza complementare, e per il trasferimento della posizione in costanza di rapporto di lavoro il costo è di 9 €, ma sono i costi amministrativi. Il fondo sostiene per trasferire la posizione. Questi sono gli unici costi a carico del lavoratore. La gestione finanziaria. Importante, mi avete sentito parlare
che la quota del TFR destinata alla previdenza complementare rimane nelle casse dell'INPS, che la rivaluta in base all'andamento della previdenza complementare. Quindi significa che la gestione finanziaria di Perseo Sirio rivaluterà solamente i contributi dei datori di lavoro e i contributi dei lavoratori. Quindi nella gestione finanziaria di Perseo Sirio sono ricompresi soltanto i contributi che realmente vengono versati mensilmente nella posizione del lavoratore. Mentre la quota del TFR, l'INPS la rivaluta in base ad un accordo ben preciso. Mi avete sentito parlare, prima vi ho detto, la rivalutazione in base all'andamento della previdenza complementare, e non vi ho detto in base all'andamento di Perseo Sirio. C'è un motivo, non perché volessi nascondere qualcosa, ma perché la risposta è qui. In base all'accordo quadro del 99, l'INPS ha l'onere di rivalutare il TFR destinato alla previdenza complementare in base alla media ponderata dei rendimenti netti di un paniere di fondi. Questo indice voi lo potete consultare liberamente anche sul sito dell'INPS, perché basta che su Google digitiate rivalutazione TFR a fondo pensione pubblico impiego, automaticamente il primo link che troverete vi porterà nella pagina all'interno dell'INPS, dove c'è l'andamento sia grafico che numerico. Oppure, qualora lo vogliate, potete anche consultarlo sul sito di Perseo Sirio, perché nella sezione gestione finanziaria voi troverete comparto garantito, comparto bilanciato e comparto virtuale, dove per virtuale noi intendiamo la rivalutazione che l'INPS riconosce al TFR. Sotto qui vi riporto uno specchietto dal 2013 al 2020, non è uno specchietto manipolatorio che prende soltanto gli ultimi 8 anni, anzi gli anni precedenti è andato anche meglio, ma perché dal 2013 il Fondo Pensione Perseo Sirio ha iniziato la raccolta delle adesioni, quindi noi in effetti abbiamo iniziato il monitoraggio di questa rivalutazione dal 1° gennaio del 2013. L'ultimo dato certificato che abbiamo e che pubblichiamo, ecco, sulle presentazioni è al 31 dicembre del 2020, anche se sul sito di Perseo Sirio troverete l'andamento mensile anche del 2021. Ecco, a parte la colonna dell'anno, la prima colonna è la rivalutazione che INPS ha riconosciuto, la rivalutazione netta che INPS ha riconosciuto al TFR destinato alla previdenza complementare. Accanto c'è la rivalutazione invece legale del TFR, il famoso 75% dell'inflazione più 1,5 punti, e poi c'è la colonna del differenziale. Lo dico io tanto prima che me lo diciate voi, nel 2018, ebbene sì, è un indice che può essere negativo, perché essendo una media ponderata di tutti i comparti, di tutti i fondi pensione del mercato italiano, può esserci l'anno in cui è stato negativo. Oltre a vedere la parte negativa, vi invito a vedere la media comunque annua netta di cui ha beneficiato il TFR destinato alla previdenza complementare di chi ha aderito a Fondo Perseo Sirio. Come funziona la gestione finanziaria? Anzitutto, tutta la gestione finanziaria è sotto il vigile controllo di Perseo Sirio. Quando dico Perseo Sirio, ovviamente dico della funzione finanza interna che si occupa del controllo della gestione finanziaria, ma che riporta direttamente a Consiglio di amministrazione e Collegio dei Sindaci. Perseo Sirio, quindi l'assemblea dei delegati definisce l'asset allocation strategica, quindi definisce come devono essere investiti in termini di macro settore, ovviamente, i soldi, seleziona i gestori attraverso gara pubblica, tutti, redige e firma la convenzione. Per convenzione significa che noi redigiamo un apposito accordo dove
ci sono tutti i vincoli di gestione che il fondo mette, oltre a tutti i vincoli che i fondi pensione hanno come normativa, perché la gestione finanziaria nei fondi pensioni negoziati, parlo dei negoziati ovviamente, è rigidamente controllata dal Ministero del Tesoro con un apposito decreto, il 166 del 2014. Questo decreto ministeriale regolamenta la gestione finanziaria di un fondo pensione. Ci sono tutte le esclusioni che i fondi pensione hanno nel mercato. Noi abbiamo una gestione previdenziale, non abbiamo una gestione da rendimento assoluto. Noi siamo investitori previdenziali, quindi puntiamo noi dobbiamo dare una prestazione previdenziale e non portare alla massimizzazione del rendimento. Purtroppo per fortuna, perché facciamo altro, le nostre esposizioni sono molto prudenziali. Perse Ausilio verifica tutte le operazioni dei gestori, quotidianamente tutte le operazioni del gestore sono verificate dal fondo pensione, perché noi controlliamo il rischio del patrimonio ogni giorno. Sappiamo perfettamente la nostra esposizione quotidianamente. Esegue ovviamente poi il monitoraggio complessivo dei gestori, perché c'è un dialogo continuo con i gestori e quindi anche le scelte dei gestori di lungo periodo sono prese in accordo con il fondo pensione. L'altro soggetto, come vi dicevo anche prima, no? La banca depositaria certifica il patrimonio, il valore della quota, dà seguito alle istruzioni dei gestori se conformi al mandato dato dal fondo pensione, e per questo Depobank invia al fondo pensione e alla Covip flusso giornaliero sulla composizione del nostro patrimonio. Quindi noi sappiamo, noi e Covip ogni giorno sappiamo come è composto il patrimonio, il portafoglio titoli dei singoli comparti del fondo pensione. UnipolSai e HSBC, ripetiamo, sono i gestori rispettivamente del comparto garantito e bilanciato. Loro danno indicazioni alla banca depositaria e a noi per conoscenza di acquisto e vendita di strumenti finanziari. Settimanalmente a noi i gestori inviano reportistica del loro operato e noi lo andremo a incrociare con i dati che ci arrivano dalla banca depositaria e ovviamente dai dati che noi reperiamo sul mercato. Incrociamo tutti questi dati e facciamo sì che così abbiamo il controllo di quanto ci viene detto dai gestori. Previnet non è un soggetto attivo, ma essendo il service amministrativo, ovviamente è a conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria e c'è un dialogo quotidiano tra banca depositaria e Previnet per far sì che Previnet possa poi a fine mese calcolare il valore della quota, chiederne certificazione a banca depositaria e poi redigere il prospetto verso Covip. Quindi a Covip, guardate i soggetti che trasferiscono informazioni del fondo a Covip, alla commissione di vigilanza. Previnet invia un flusso, la banca depositaria invia il flusso, il fondo pensione invia il flusso. Quindi tra flussi quotidiani e mensili, Covip è presente nella vita del fondo pensione. Attualmente il fondo pensione è giovane, quindi ha due comparti. Il comparto garantito, gestore, dicevamo prima, UnipolSai. Questo comparto offre la garanzia della restituzione del capitale, è una gestione ovviamente prevalentemente obbligazionaria, e questi sono i paletti che Perseo Sirio ha dato ad UnipolSai
all'interno di questi paletti, ovviamente, poi Unipolsai sceglie i titoli che più ritiene opportuni per il raggiungimento dell'obiettivo. Però, come potete notare, la stragrande maggioranza del portafoglio è investita in titoli di Stato con scadenze che oscillano tra 1 e 5 anni, sia italiani nella maggioranza che europei. Poi, dopodiché c'è sempre un 30% in obbligazioni, sempre in valuta euro. Perché euro? Perché essendo un comparto che punta alla restituzione del capitale, un'esposizione valutaria avrebbe dei costi eccessivi da poter assorbire con il rendimento, e quindi si è fatta la scelta di rimanere in area euro. Le commissioni di gestione su questo comparto, comprese quelle di banca depositaria, sono lo 0,32%. L'orizzonte temporale suggerito per questo comparto, quindi l'orizzonte, diciamo, che è suggerito per persone a cui mancano 4, 5, 6 anni, 7 anni al massimo alla cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che è un suggerimento da parte del fondo e poi ognuno di noi può liberamente aderire anche se gli mancano 30 anni. Bilanciato, gestore HSBC. La diversificazione media del portafoglio in questo comparto è 70% obbligazioni, 30% azioni. È una gestione total return, significa che noi non abbiamo messo tutta questa griglia che abbiamo messo nel comparto garantito, non c'è griglia, ma noi controlliamo con questi due parametri, 70% obbligazioni, 30% azioni, l'operato del gestore, e con gli obiettivi rischio-rendimento. Il rendimento deve essere inflazione area euro più 1,5% e la volatilità massima accettabile è l'8%. Considerate che in questo momento la volatilità del portafoglio, quindi il rischio assunto dal portafoglio bilanciato, è il 4%, quindi al di sotto, tanto al di sotto del massimo. Questo per rimarcarvi la gestione prudenziale in un fondo pensione. Le commissioni di gestione, compresa sempre banca depositaria, in questo comparto sono 0,20. Sì, sono inferiori al comparto garantito perché la garanzia della restituzione del capitale ha un costo ed è un costo elevato in questo momento dove la maggior parte delle curve dei rendimenti un po' nell'area euro è negativa, quindi è difficile addirittura mantenere il capitale. Il comparto bilanciato, di contro, visto che non offre la garanzia della restituzione del capitale, è suggerito per persone che abbiano un orizzonte temporale minimo di 10 anni. Cosa posso fare e cosa ottengo? Durante la fase contributiva, quindi mentre lavoro, sono tutte quelle decisioni che posso prendere, ma che, come previsto dalla legge sui fondi pensioni, non comprendono riscatto e recesso. Ovviamente stiamo parlando in costanza di rapporto di lavoro. Alla cessazione invece del rapporto di lavoro sono tutte le decisioni che io posso prendere in quel momento alla cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento oppure o quasi, perché se cessa il rapporto di lavoro senza diritto al pensionamento, cosa faccio? E poi lo andiamo a vedere. Posso variare la percentuale della mia contribuzione. Annualmente l'1%, che è la contribuzione minima obbligatoria che il lavoratore deve versare,
posso variare la mia contribuzione. Come faccio? Molto semplice. Accedo alla mia area riservata, per cui avrò le credenziali di accesso, faccio la mia scelta contributiva, la mia variazione, stampo il cedolino che il sistema mi dà e lo consegno al mio datore di lavoro. La variazione partirà dal mese successivo alla data di richiesta. Non c'è una tempistica, può essere fatta in qualunque momento, una volta all'anno. Posso sospendere la mia contribuzione. Si può chiedere in qualunque momento la sospensione del proprio contributo. Automaticamente si sospende la contribuzione del datore di lavoro, la quota del TFR continua ad essere contabilizzata al fondo pensione invece. Quindi la scelta del TFR a previdenza complementare è una scelta irreversibile. Anche questa scelta si fa attraverso l'area riservata, si sospende la contribuzione, si stampa il cedolino e si dà al datore di lavoro. Posso trasferire la mia posizione. Trascorsi 3 anni di partecipazione al fondo per sé ausilio, posso chiedere il trasferimento ad altra forma previdenziale. Il fondo che cosa farà? Farà la fotografia al momento e senza nessun aggravio, nel senso non ci sono aggravi perché ci sono soltanto quei costi amministrativi di 9 euro che vi dicevo prima, trasferisce la posizione, informa il datore di lavoro che da quel momento sospenderà la contribuzione e anche il calcolo della contribuzione del lavoratore, sospende tutto. Noi invieremo la comunicazione anche all'INPS e in base a questa circolare, la circolare 14 del 2011 dell'INPDAP, che è stata acquisita da INPS, si comporterà di conseguenza sulla quota di TFR destinata alla previdenza complementare. Anticipazioni. Come previsto dalla legge sui fondi pensione, trascorsi 8 anni di partecipazione alla previdenza complementare, potrò chiedere fino al 100% della posizione, e qui l'ho messo in maiuscolo, reale, quindi fatta esclusione della quota del TFR che non è presente nel fondo pensione, quindi non può essere oggetto di richiesta di anticipazione. Posso chiedere il 100% della posizione reale per i seguenti motivazioni, che sono quelle previste dalla legge sui fondi pensione: per gravi motivi sanitari certificati dal Sistema Sanitario Nazionale, per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, oppure per finanziare congedi a scopo formativo. Dimissioni o licenziamento. Per volontà delle parti, anche se la legge parla anche per volontà, per non volontà delle parti, ma nel mondo del pubblico impiego, ringraziando Dio, non esiste questa fattispecie, esiste soltanto la volontarietà del datore di lavoro di interrompere il rapporto, oppure del lavoratore di interrompere il rapporto di lavoro. Quindi cosa può fare il lavoratore? Il lavoratore può trasferire la posizione ad altra forma previdenziale. Faccio un esempio: lavora nel mondo del pubblico impiego, va a lavorare per una società metalmeccanica. Ecco, lì loro hanno il fondo Cometa e posso trasferire la mia posizione da per sé ausilio a fondo Cometa e proseguire lì la mia storia previdenziale. Oppure, la legge me lo consente, posso liquidare la posizione. L'unica cosa che non è citata: voi non potrete più versare in fondo per sé ausilio, perché in quel momento non siete più pubblici dipendenti e automaticamente avete perso il diritto di partecipazione a per sé ausilio. La cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento. Una cosa importante: tutti i contributi versati, quindi dal lavoratore, dal datore di lavoro, la quota del TFR, il contributo da parte dello Stato, più i rendimenti, tutte queste voci concorrono alla formazione di un capitale che tecnicamente si chiama montante.
Su questo montante la legge sui fondi pensione consente di avere delle scelte. Quali sono queste scelte? Posso avere una rendita rivalutabile vitalizia calcolata sul 100% del montante, oppure posso scegliere fino al 50% del montante in forma capitale e la differenza trasformarla sempre in una rendita vitalizia e rivalutabile. E queste sono le due prestazioni certe. Ce n'è una terza, potrò chiedere il 100% del montante in forma di capitale se io avrò partecipato al fondo pensione per meno di 5 anni, oppure se la rendita calcolata dal fondo pensione sul 100% del montante risultasse essere inferiore a un parametro di riferimento che la legge sui fondi pensione stabilisce nell'assegno sociale. Vi faccio un esempio. In questo momento l'assegno sociale sono 5.788 euro annui. Se il fondo pensione comunicasse, oggi Luciano va in pensione, è un dipendente pubblico, chiede al fondo pensione per sé ausilio, ma quant'è la mia rendita? Luciano, la tua rendita sono 3.000 euro l'anno. Perfetto. Siccome è inferiore a 5.788 euro, Luciano può decidere di liquidare la posizione in un'unica soluzione. Nel caso invece fosse stata uguale o superiore, Luciano avrebbe avuto queste due opzioni. Infatti queste, vi dicevo, queste due sono certe, questa è a patto che. La fiscalità. Deducibilità dei contributi. I contributi vengono compensati fiscalmente e quindi dedotti direttamente sul cedolino dal vostro datore di lavoro, che poi ve ne dà evidenza sulla certificazione unica nell'apposita sezione previdenza complementare. Il limite dei contributi, come previsto dall'attuale fisco italiano emanato dall'Agenzia delle Entrate, è il limite 5.164, nel quale rientra il contributo del lavoratore e il contributo del datore di lavoro. Non rientra la quota di TFR. Le prestazioni. Tutte le prestazioni, sia in forma di capitale sia in forma di rendita, sono date con poi imposta sostitutiva. Allora, cosa accade? C'è il montante, da questo montante viene tolta la parte dei rendimenti, perché è stata già tassata annualmente, e la parte restante viene tassata come? Tutte le prestazioni previdenziali, quindi pensionamento, morte, anticipi per motivi sanitari, sono tassati in tassazione agevolata, quindi al 15% con lo sconto dello 0,3 per ogni anno superiore al 15°, con il limite minimo del 9%. Quindi io, nella peggiore delle ipotesi, la prestazione che percepisco da un fondo pensione in tassazione definitiva, quindi non a conguaglio poi, in tassazione definitiva, è al 15%. La tassazione sale al 23% in caso di prestazioni che l'Agenzia delle Entrate non ritiene a fini previdenziali. Quindi liquidazione con meno di 5 anni di versamento alla previdenza complementare, per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, oppure per riscatto per perdita dei requisiti senza pensionamento. Queste prestazioni l'Agenzia delle Entrate non le considera previdenziali e quindi sono tassate anch'esse in tassazione definitiva, ma comunque al 23%. Come iscriversi? Prima di tutto, leggiamo, continuiamo ad informarci, andate sul nostro sito fondoperseausilio.it. C'è la possibilità di prenotare una consulenza telefonica, c'è la possibilità di contattarci, c'è tutto il materiale a disposizione, c'è una sezione non sei ancora associato. Lì
in quella sezione, proprio che la trovate nella home page, c'è un pulsantone grosso dove c'è scritto non sei ancora associato. Lì ci sono tutta una serie di domande e risposte. Leggete, informatevi prima di prendere qualunque decisione. C'è la possibilità di scaricare l'applicazione del fondo che praticamente riporta il sito nelle sue parti, e quindi, visto che generalmente in PC non tutti abbiamo la possibilità di accederci frequentemente perché ognuno di noi fa un lavoro diverso, però col telefonino ci conviviamo ormai, quindi scaricate l'applicazione e leggete anche sull'applicazione del vostro smartphone. Per iscriversi non c'è nulla di più semplice. Si prende il modulo di Perseo Ausilio destinato alla vostra categoria, alla sanità, agli enti locali, ai centri di ricerca, all'università, non lo so come siete variegati oggi. Comunque c'è il modulo per ogni settore. Lo compilate, lo stampate in doppia copia e lo consegnate alla vostra amministrazione. La vostra amministrazione li timbrerà e firmerà tutte e due. Una copia verrà restituita a voi, una copia la tratterrà la vostra amministrazione ai fini amministrativi. A noi e all'INPS invierà una copia tramite PEC. Però ci pensa il datore di lavoro, voi dovete solo darlo al vostro datore di lavoro. La contribuzione verrà attivata comunque dal mese successivo e comunque, scusate la ripetizione, entro e non oltre il terzo mese dalla data in cui voi avete consegnato il modulo di adesione. E la possibilità, quindi qui ci sono, per saperne di più, contattaci direttamente il fondo, il numero di telefono, il sito, la casella di posta, oppure rivolgetevi ai patronati, alle vostre organizzazioni sindacali. Ovviamente, se avete delle domande tecniche particolari su vostre situazioni personali, se dovete coinvolgere le parti sindacali, andate direttamente ai patronati, perché le vostre rappresentanze sindacali fanno altro nella vita, non è che sono dei tecnici della previdenza complementare. Oppure contattate direttamente il fondo. I canali per informarvi ce li avete, sfruttateli. Noi usiamo sempre dire una parola, i 4 o 5 dipendenti che siamo del fondo pensione, sfruttateci, perché noi siamo ben felici se ci sfruttate, perché è normale che il nostro lavoro è quello di metterci a disposizione vostra. Noi siamo pagati solo per questo, non siamo pagati per nient'altro. Ecco. Io ho terminato la mia esposizione e a questo punto, se sei d'accordo, non mi ricordo Will Venezia e Will Padova, lì, i vostri nomi, perdonatemi, sono a disposizione vostra per rispondere a tutte le domande. Grazie. Ci rigiri l'amministrazione La presentazione? Certamente no, sì. Sì, beh, a parte la presentazione, no, dico la gestione come amministratore. Ah, sì, aspetta. Ok. Sì. Vai tu, Francesco. Allora, intanto ringrazio Luciano perché è stato chiaro e molto preciso. Molti lavoratori chiedevano le slide, per cui se è possibile... Le farò avere al termine della riunione a Mario. Perfetto, poi noi le caricheremo sui nostri siti e in qualche modo le potranno essere scaricate. Allora, io parto da una valutazione. C'è stata molta diffidenza negli anni precedenti rispetto all'iscrizione al fondo Perseo Ausilio, che esiste da tanti anni, no? Io stesso sono iscritto, mi pare, dal 2012, quindi sì. Potevamo iscriverci anche prima. Ma perché c'è stata questa diffidenza? Perché sembrava che fosse un prodotto sindacale, quindi sponsorizzato dal sindacato. Invece in realtà è tutta un'altra cosa, ed è questo secondo me il messaggio che deve passare. Cioè è un qualcosa che serve al lavoratore in funzione di quando finirà di lavorare, del lavoratore della pubblica amministrazione. Allora, ed è evidente che il fondo è tanto più forte quanto più soggetti sono iscritti al fondo stesso. Allora, lo spunto, lo stimolo e l'accordo che è stato fatto, che prevede che gli assunti post 2019 vengano iscritti automaticamente con la formula dell'assenso, del silenzio assenso, ha questo significato.
La seconda valutazione, adesso passiamo alle domande e le leggiamo una a una. Perché non è stato, come dire, pubblicizzato dalle pubbliche amministrazioni? Perché dovevano, rispetto agli assunti precedentemente al 2001, dare un qualcosa anche loro. Allora, le diciamo tutte, insomma, adesso la questione è trasparente e viene fatta in modo automatico, ma fino a un attimo fa, a qualche anno fa, non era così conveniente alle amministrazioni, perché soprattutto per chi percepiva, mi riferisco per esempio ai dirigenti, ai medici, quello che veniva versato dal datore di lavoro come quota dell'1% era una quota piuttosto alta. Quindi questo è il senso. Ora passerei alle domande, adesso non lo so Luciano se riesci a vederle te in diretta. Allora sì, no, le vedo io. Aggiungo solo una cosa, abbiamo avuto all'inizio addirittura le minacce da parte delle amministrazioni di abbassare i fondi contrattuali e in caso di adesione al fondo siamo arrivati al limite proprio, per fortuna insomma adesso ne stiamo andando fuori. Allora, sto andando indietro per prenderle un po' tutte le domande. Salve, sono la Giorgia da Venezia. Io avrei una domanda da fare, una precisazione. Mi sentite? Certo. Niente, io volevo capire una cosa. Lei ha detto che dopo i 3 anni, ok, iscritti al fondo Perseo, si può cambiare e andare da un'altra parte. Sì, allora, sì. io sono già iscritta a un altro fondo da molti anni, da quasi più di 20 anni. E volevo capire una cosa, se io non volessi iscrivermi al fondo Perseo allegata alla pubblica amministrazione, ma stare comunque all'interno del mio fondo che sono già iscritta, questo per legge non mi è possibile? Certo che lei può tranquillamente rimanere iscritta a quel fondo pensione da cui è iscritta da 20 anni. È ovvio che non può pretendere che la sua amministrazione versi l'1%, perché purtroppo in Italia non esiste la portabilità della previdenza complementare, perché non è prevista dalla legge sui fondi pensione. Lei rimane così com'è, non aderisce a Perseo Ausilio, non cambia nulla. Nessuno la obbliga ad aderire a Perseo Ausilio, credo di averlo ribadito in tutte le maniere che è libera. No, questo ho capito. No, volevo capire se quando io mi sposto dal fondo Perseo dopo i 3 anni, tutto quello che mi viene versato, come ha detto lei, viene versato direttamente al fondo, quello mio vecchio, diciamo, e viene mantenuto il discorso dell'1%. Questo non avevo capito. No, quello sono stato chiarissimo, perché nel momento in cui noi procediamo al trasferimento, noi chiudiamo la posizione e chiudendo la posizione noi dobbiamo comunicare all'amministrazione e all'INPS la vostra richiesta di trasferimento. A quel punto l'INPS la gestisce in base a quella circolare, la numero 14 dell'INPDAP, mentre l'amministrazione sospende qualunque calcolo, qualunque contribuzione sua e vostra, perché voi in quel momento chiudete l'accordo collettivo, perché voi avete diritto a quella contribuzione perché voi accedete a quell'accordo collettivo. Nel momento in cui voi chiudete quell'accordo collettivo, ovviamente decade tutto quanto. Ho capito, grazie. Di nulla. Posso farvi una domanda? Comune di Santa Lucia di Piave. Certo. Allora, volevo sapere, al momento io sono stato assunto nel 2020 e nel momento dell'assunzione la mia amministrazione non mi ha detto di questo fondo Perseo, quindi sono passati più di 6 mesi e quindi a questo punto io per non aderire a questo fondo cosa devo fare? Perché è stato riferito che dopo 6 mesi si passa obbligatoriamente, diciamo, automaticamente dal fondo Perseo. Chiedo scusa, probabilmente c'è stata un po' di confusione. Allora, innanzitutto i 6 mesi non è dalla data di assunzione, ma è dalla data in cui l'amministrazione comunica che scattano i 6 mesi. Quindi lei è tranquillo, lei dovrebbe ricevere prossimamente la comunicazione da quel momento, dalla data
in cui lei riceverà quella comunicazione da parte della sua amministrazione, scatteranno i 6 mesi. Se lei entro 6 mesi non comunicherà nulla, automaticamente la sua amministrazione provvederà alla sua preiscrizione, chiamiamola così, in Perseo Sirio. Perché la chiamo preiscrizione? Perché lei in effetti avrà 30 giorni di tempo per confermare questa iscrizione o chiedere di essere cancellato da questa preiscrizione. Quindi automaticamente io devo avere una comunicazione da parte dell'amministrazione. Se non ho questa comunicazione, no. Se non c'è questa comunicazione non scattano i 6 mesi. Ok, va bene, la ringrazio. Di nulla, ci mancherebbe. E, se non ci sono domande, prendo un po' di domande di quelle che sono nella chat. Posso fare una domanda? Sì. Sì, Comune di Requaro Terme, noi siamo in provincia di Vicenza. Sai, io non ho capito una cosa, il montante comprende anche il TFR che ho versato? Sì, grazie della domanda, perché così mi dà la possibilità di rispondere anche a un paio di domande su questo sulla chat. Sì, quando il montante, quando abbiamo detto alla fine c'è questo montante ed è la sommatoria di tutti i contributi che ha versato il lavoratore, il datore di lavoro, la quota del TFR, il contributo dello Stato per chi ne ha diritto e i rendimenti riconosciuti dalla gestione e da INPS. Tutto questo forma il montante. Grazie. Buongiorno, mi sente? Sì. Buongiorno, sono e la vedo anche. Buongiorno, sono Del Bello. Volevo fare una domanda. Io ho iniziato a lavorare nel Comune di Venezia dal 2007, però non mi ero mai iscritta a questo fondo Perseo. Se dovessi iscrivermi oggi, è retroattiva la cosa oppure no? No, tutto ciò che è dal momento in cui voi siete stati assunti fino al momento in cui avete aderito non rientra in fondo Perseo Sirio e non può essere retroattivo. Tra l'altro il fondo Perseo Sirio nel 2007 nemmeno esisteva ancora. Quindi, perché il fondo Perseo Sirio ha iniziato a essere divulgato nella pubblica amministrazione nel 2012 e le prime adesioni sono del 1° gennaio 2013. Ecco, quindi è molto giovane come fondo. Ok, quindi io non potrei aderire cioè no, purtroppo no. Purtroppo no. Ok, va bene, sì, grazie. Non può aderire, però in caso di adesione uno può integrare la quota versata, può versare di propria tasca. Sì. Questo allora, è bene che lo diciamo. È ovvio, no, attenzione. Voi potete anche farvi dei conti personali. È ovvio che non potete chiedere il coinvolgimento dell'amministrazione. L'amministrazione non vi firmerà mai, a parte il 2007 che è una data addirittura antecedente alla nascita del fondo, ma poniamo il 1° gennaio del 2013, lei non potrebbe mai chiedere all'amministrazione timbro e firma dal 1° gennaio del 2013. Un semplice fatto, questo obbligherebbe l'amministrazione al versamento dei contributi dal 1° gennaio 2013 fino al 31 ottobre del 2021. Certo. E adesso parliamo, non credo che ci sia qualche amministrazione che faccia qualcosa del genere. Ecco. Certo, la ringrazio. Di nulla, ci mancherebbe. Scusa di metodo, come qualcuno ha scritto nella chat, io farei le domande leggendo la chat e così il dottor Butaroni risponde. Poi se c'è tempo, penso di sì, magari qualche altra domanda in coda. Allora, c'è una domanda: il datore di lavoro come fa a iscrivere il personale al fondo che non ha manifestato le sue intenzioni? Ci comunicherà tramite PEC l'elenco, le schede anagrafiche dei lavoratori. Dopodiché noi riceviamo questa anagrafica e tempestivamente nello stesso giorno vi scriviamo
comunicandovi che l'amministrazione, faccio un esempio, il comune di Venezia ci ha fornito il suo nome, cognome, codice fiscale, preiscrivendola al fondo pensione. Sappia che lei avrà ulteriori 30 giorni di tempo per comunicare le sue volontà. Quella sì, se confermare l'adesione o invece dire no, non voglio essere iscritto. A quel punto comunque il lavoratore ci deve far sapere qualcosa. Il suggerimento è quello che voi esprimiate la vostra volontà entro i 6 mesi. Il fondo pensione preferirebbe non avere aderenti silenti, ecco, perché sono persone che probabilmente non si sono informate, che hanno lasciato correre lì come spesso facciamo, allora lo faccio, passa il tempo e poi accade questo. Ovvio che al di là della nostra comunicazione anche il vostro datore di lavoro, e questo è previsto nell'accordo collettivo, vi informerà che sta procedendo alla preiscrizione a Perseo Sirio. Quindi siete più che tutelati, nel senso non è che c'è qualcuno che vi iscrive e non vi dice nulla, no, perché trascorsi i 6 mesi dalla informativa che il datore di lavoro vi darà, il datore di lavoro vi comunicherà: guarda Luciano, sappi che io ti sto preiscrivendo a fondo Perseo Sirio. Poi dopo 3-4 giorni, proprio il tempo postale, vi arriva la lettera del fondo in cui vi dice: attenzione, noi abbiamo ricevuto la preiscrizione a fondo Perseo Sirio. C'hai 30 giorni di tempo per dirci se vuoi confermare o no. Spero che questa persona in questi 30 giorni manifesti poi una sua volontà. È ovvio che se trascorrono altri 30 giorni questa persona non comunicherà nulla né a noi né tantomeno al datore di lavoro, automaticamente partirà la contribuzione. Ma credo che a questo punto sia voluta, sia quasi una scelta il non dire nulla, perché 7 mesi non ci vuole molto a dire sì o no, sempre dietro essendosi informato. Dove si trova? Allora, mi chiedono dove si può trovare l'imponibile TFR. L'imponibile TFR lo trovate sul vostro CUD, in 4ª o 5ª pagina, dipende dagli allegati. C'è la sezione 2 INPS, lavoratori subordinati, gestione pubblico impiego. In quella sezione trovate imponibile TFR. Allora, articolo 208, Milena, se lei mi fa questa domanda significa che non la riguarda ed è un qualcosa che hanno soltanto gli appartenenti alla polizia locale, quindi è inutile approfondire. Decorsi 7 mesi, c'è la possibilità di destinare il TFR? No. Il TFR non è possibile che voi possiate destinare il TFR ad altra forma previdenziale. L'INPS non riconosce nessun altro soggetto al di fuori di fondo Perseo Sirio. Reperite quella circolare, casomai manderò una copia di questa circolare così per facilità a Mario, così potrete farla circolare, perché lì c'è scritto quello che accade al TFR nel mondo del pubblico impiego in caso anche di trasferimento. L'INPS non lo manda da nessun'altra parte. L'accordo INPS riconosce soltanto l'accordo collettivo di Perseo Sirio e basta. Non è come nel mondo del privato dove si può fare anche diversamente. Purtroppo non è così, anche perché l'accordo collettivo è unico per tutto il mondo del pubblico impiego, mentre negli accordi nel privato ci sono anche gli accordi aziendali delle grandi aziende. Perché è stato scelto il meccanismo senza senso? Luca Carniello, io questa domanda non so rispondere, nel senso, l'unica cosa che le contesto e con forza è il dubbio che sia una misura a favore del lavoratore. No, casomai è una misura voluta fortemente, e questo glielo do con certezza, dal datore di lavoro e non dalle organizzazioni sindacali, perché il datore di lavoro
anzi, diciamo che c'è una discussione molto più ampia in Italia, perché questo silenzio-assenso del mondo del pubblico impiego dà seguito ad una scelta del governo del 2017, in cui delegò poi alle organizzazioni e alle parti datoriali, non solo nel mondo del pubblico impiego, ma poi in generale, per far sì che in Italia parta in maniera forte e consistente la previdenza complementare, che soprattutto tra i giovani, che devono essere quelli più attenti, e non a caso l'accordo sul pubblico impiego, per esempio sul silenzio-assenso, riguarda teoricamente i giovani, quelli assunti dopo il 1° gennaio del 2019, perché? Perché sono quelli che avranno l'impatto maggiore sulla pensione pubblica. Noi ancora viviamo invece di sogni che tanto si sistema tutto. No, purtroppo no, non sarà così, e quindi probabilmente non è come lei ha il dubbio, che è a favore delle adesioni. Il fondo va avanti comunque, è in perfetto equilibrio economico, anche perché deve pagare lo stipendio delle 4 persone, non è che deve foraggiare chissà che cosa. Il fondo pensione potrebbe andare tranquillamente avanti così. È ovvio che l'impatto sociale però deve essere maggiore. Purtroppo nella previdenza complementare in Italia in generale, non solo nel mondo del pubblico impiego, le adesioni sono ancora scarse, e quindi si sta cercando di dare degli stimoli ai lavoratori senza vincolo, perché l'obbligatorietà di aderire alla previdenza complementare in Italia non esiste, però si dà degli stimoli per dire: informati e dici quello che vuoi fare, poi sei libero di scegliere o no. Quindi non la vedo come la necessità di avere più adesioni, ma la necessità che ci siano generazioni future che non muoiano di fame. Luciano, scusa, rientro un attimo. Sì. Francesco da Venezia. Allora, sì, qualche domanda ci viene fatta anche a noi dei territori che non riescono a comunicare in chat. La quota che viene versata, che ricorda a tutti è il minimo dell'1%, quando è che può essere modificata, viene chiesto, ovvero chiaramente dall'1% in su, con una percentuale che va dello 0,5 se non sbaglio. In sì, può essere modificata in qualunque momento, sia in sede di adesione, ovviamente, facendo una scelta diversa, ma anche in qualunque momento, una volta l'anno, tramite area riservata del fondo all'interno del portale di Perseo Sirio. Ognuno di voi avrà le credenziali di accesso, accede, c'è la sezione proprio contribuzione, lì c'è la possibilità di variare la contribuzione stampando il cedolino che il sistema mette a disposizione e lo consegna al datore di lavoro. Da quel momento parte la variazione contributiva. Posso fare una domanda? Buongiorno. Buongiorno. Lavoro al comune di Legnago e io ho aderito nel 2015 tramite proposta del nostro sindacato. Adesso io andrò in pensione probabilmente l'anno prossimo, cioè voglio capire, mi viene data parte se io voglio un'unica soluzione, come vengo chiamata, ricevo l'assegno direttamente o no, mi viene data insieme, quando mi viene data la liquidazione? Allora Giuliana, il fondo pensione liquiderà entro 6 mesi dalla data in cui lei inoltrerà la richiesta di liquidazione. Lei dovrà prendere il modulo che è presente sul sito di Perseo Sirio nella sezione modulistica, lo compila seguendo le iscrizioni, farà la sua scelta. Ovviamente la sua scelta, Giuliana, sarà vincolata alla liquidazione della posizione in un'unica soluzione, vista la brevità del periodo contributivo. 7 anni se vado l'anno prossimo, praticamente. Vista la brevità, a meno che lei non abbia versato cifre... Io ho integrato quest'anno con un aumento di una percentuale, sono al 2,5 mi sembra. Io parlavo di cifre tanto superiori, no. Giuliana. Ecco, sì. Ma detto questo, la prestazione sarebbe nettamente al di sotto dell'assegno sociale, quindi lei liquiderà la posizione in un'unica soluzione. Però devo fare una domanda io. Sì, c'è il modulo che è presente sul sito, ci sono le istruzioni, lo compila seguendo quelle, lo fa timbrare e firmare anche al suo datore di lavoro e ce lo inoltrerà
o tramite il suo datore di lavoro, sì, perché con PEC, oppure tramite, se vorrà, tramite raccomandata con ricevuta addirittura. Noi preferiamo la PEC da parte del datore di lavoro, perché così c'è la data certa, non ci sono problemi, non ci sono fogli di carta che vanno in giro e possibilità di smarrimenti. Quindi è tenuto anche il mio comune a farmela, ecco la domanda, perché se dopo mi dice di arrangiarmi, per esempio l'integrazione mi sono arrangiata io, ho scaricato il modulo. A noi onestamente la maggior parte delle richieste ci arriva sempre tramite le amministrazioni, sì, quindi c'è la massima disponibilità. Ok, la ringrazio molto. Grazie. Nulla. Sì, Mauro Spadotto? Grazie mille, esatto. Volevo capire un attimino meglio. Sì, ma questo in cifre, mi perdoni Mauro, ma io la devo rimandare al simulatore che è presente sul sito di Perseo Sirio. No, ma su quello ho già risposto prima con l'esempio concreto che ha fatto in modo nelle slide. Sì, perché infatti le stavo per dire, al massimo posso fare quello. Ecco. Sì, no, benissimo, benissimo. Prima della chiusura volevo capire un pochino meglio rispetto alla morte. Nel caso in cui praticamente ci sia un decesso, pre-pensionamento, ma anche post-pensionamento. Da come ho capito, se la cifra del montante è superiore a quella della pensione è il 50 e 50, no? Giusto? Però uno può valutare cosa fare. Volevo capire sull'eredità, ci hai detto proprio in maniera molto, molto... Com'è che avviene questo meccanismo qua? Allora, per quanto riguarda durante la fase contributiva, quello è previsto dalla legge sui fondi pensione. Automaticamente viene liquidata la posizione a favore del coniuge, in assenza del coniuge i figli, in assenza dei figli i genitori se fiscalmente a carico. Se al lavoratore manca uno di questi tre soggetti, deve eleggere un beneficiario terzo, perché altrimenti lo schema è già previsto dalla legge. Per quanto riguarda invece durante la fase di pensionamento, lì dipende dalla prestazione che sceglierà. Se sceglierà una prestazione solamente in forma di rendita, ovviamente lì dovrà mettere o un soggetto su cui calcolare la reversibilità, oppure chiedere una rendita con la controassicurazione. Che cosa significa? Che nel momento in cui io percepisco la rendita e vengo a mancare, automaticamente viene liquidato il capitale residuo ad un beneficiario che io avrò designato. Ci sono tutta una serie di opzioni che per questo è ovvio che la prestazione in capitale quella viene liquidata subito, quindi non c'è bisogno. Nel caso di rendita invece c'è un documento sulle rendite che lo trovate sul sito, dove ci sono un certo numero di rendite e quella che farà più al caso vostro la potrete scegliere. Grazie mille. Di nulla, Mauro. Buongiorno, sono la segretaria di Vicenza, scusate, anch'io ho ricevuto delle domande, buongiorno e grazie per l'esposizione chiara e semplice. Una domanda veloce, l'avevo scritta nella chat, ma siccome ritengo sia importante, temo che non riesca a fare a tempo a rispondere. La deducibilità, rientrano nella deducibilità anche il contributo del datore di lavoro all'interno del massimo di 5.000 euro? Sì. Grazie. Allora, nel caso di licenziamento non ho più diritto al pagamento del TFR. Zanatta, io quindi M Zanatta. Ovvio che se un lavoratore subisce il licenziamento non ha più diritto, ovvio che verrà liquidato il TFR maturato fino a quel momento, perché quello è un diritto costituzionale, tra l'altro il TFR. Il TFR è un qualcosa di intangibile. È ovvio che da quel momento in poi lei non è più un dipendente pubblico e quindi perde tutto il resto. Nel caso di un licenziamento dovrà liquidare anche, nel caso di adesione a Perseo Sirio, anche la posizione in Perseo Sirio. Posso aggiungere una cosa, sì. Luciano? Allora, io ricordo a tutti che con il sistema previdenziale nella pubblica amministrazione che abbiamo, la liquidazione ti viene data dopo 2 anni, giusto? Con il Sirio, lo so per esperienza personale diretta, dopo 4 mesi viene liquidato tutto, anche se al massimo 4 mesi, 4-5 mesi. Credo che faccia la differenza questo, no? Nel momento in cui uno va in pensione potrebbe essere significativo.
Ma non perché siamo bravi, Francesco, ma perché noi abbiamo un vincolo di legge. Noi entro 6 mesi dalla data di richiesta dobbiamo andare in prestazione. Poi, diciamo, siamo bravi e facciamo 1 mese prima, ecco, 2 mesi prima, ma la realtà è che non possiamo sforare i 6 mesi, ecco, perché abbiamo un vincolo di legge. Stefania mi chiede cosa significa liquidare la posizione. Liquidare la posizione significa al momento della cessazione del rapporto di lavoro si chiama liquidazione della posizione, perché non è un riscatto, ma è liquidazione della posizione. La posizione viene liquidata, quindi a secondo di quello che sceglierà, rendita o capitale, verrà liquidato l'importo. Quindi con meno di 5 anni non dà corso a rendita, meno di 5 anni il capitale è talmente piccolo, perché sulle medie nazionali vi siete resi conto di che importi stiamo parlando, no? Stiamo parlando di un totale di che oscilla a secondo dell'anzianità tra i 1.100 e i 1.500 euro. Quindi stiamo parlando di importi piccoli ed è ovvio che è suggerito la liquidazione in un'unica soluzione. Sul sito di Perseo Sirio c'è scritto che la rendita rispetto al segno sociale si calcola sul 50% rimanente, non sul 100%, perché il 50% si può comunque riscattare, ho letto male? Sì, perché il 50% si calcola solamente sul 50%, perché il 50% è liquidabile in forma di capitale. Sentite? Scusi, posso fare una domanda? Certo, sì. Lavoro US 3 e se mancano dai 6-7 anni ai 10, quale comparto è preferibile scegliere? Allora, il suggerimento da parte del fondo è quello di andare su un comparto garantito. Se mancano questa uscita, cioè se c'è questa uscita, allora se ci sono 10 anni c'è la possibilità, c'è il suggerimento anche andare sul comparto bilanciato. Se invece mancano 6-7, suggerimento è quello di andare sul comparto garantito. Sì, ma scusi, è che di fatto non so neanche di preciso perché ho fatto la richiesta di laurea, potrebbe essere anche 8-9 anni, non ho idea ancora di preciso, non so su quale comparto posizionare. Capisco i suoi dubbi, Silvia, ma capisca anche me che mi trovo su una lama di coltello tra 6-7 o 10 anni. Poi lì dipende anche dalla sensibilità al rischio di ognuno di noi. Perché io andrei sul comparto bilanciato, però non so Silvia che approccio ha al rischio. Posso suggerirle di andare sul comparto bilanciato e nel momento in cui avrà le idee un po' più chiare regolarsi e eventualmente switchare. Il primo è gratuito, tutto sul comparto garantito. Ecco. Mi sentite? Grazie. Mi sento di suggerirle, Silvia. Ecco. Grazie. Mi sentite? Sì. Sono Barbara. Può parlare un attimo dei figli, di come poter iscrivere i figli, perché mi sembrava interessante capire. Appunto io ho 2 figli e volevo capire l'iscrizione e se poi quando io andrò in pensione loro possono rimanere iscritti al Perseo. Ora, una volta che lei avrà formalizzato la sua adesione a Perseo Sirio, Barbara, lei potrà tranquillamente iscrivere i suoi figli. Ovviamente è un rapporto diretto tra lei e il fondo pensione, il datore di lavoro non c'entra nulla in questo tipo di rapporto. Le suggerisco di leggere il regolamento dei fiscalmente a carico che è presente sul sito di Perseo Sirio. Nel momento in cui lei cesserà il rapporto di lavoro, comunque i suoi figli potranno rimanere iscritti perché hanno acquisito il diritto di partecipazione a fondo Perseo Sirio. Cosa significa questo? Significa che potranno utilizzarlo come loro fondo pensione anche in futuro. Quindi anche se dovessero poi non essere più fiscalmente a carico, tipo tra 1 anno o 2?
Assolutamente. Se lo sono adesso, loro possono acquisire il diritto. Loro hanno acquisito il diritto di partecipazione. Cosa significa? Significa che il giorno che andranno a lavorare, se andranno in un settore dove è prevista la previdenza complementare contrattuale, potranno chiedere il trasferimento a quella forma previdenziale, trascinandosi anche tutta l'anzianità contributiva, e approfittare del contributo del datore di lavoro anche in quel settore. Oppure, qualora diventassero dei liberi professionisti o nel loro settore dove lavorano non è prevista la previdenza complementare contrattuale, possono utilizzare per Pseudosidio come loro fondo pensione e chiedere al datore di lavoro che il TFR venga mandato in fondo pensione per Pseudosidio. Loro acquisiscono il diritto di partecipazione. E un'altra cosa, come vengono versate queste quote? Io posso chiedere che con i miei soldi, ovviamente, il datore di lavoro faccia i versamenti, o li devo fare a parte? No, li deve fare a parte. Le dicevo, il datore di lavoro non può essere coinvolto. Ok, va bene, grazie. Allora, Monica Catullo mi chiede, non so se così, per esempio, mio marito è andato in pensione con meno di 5 anni di iscrizione. La liquidazione di quanto accantonato corrisponde più o meno alle quote accantonate. Mancherebbero la parte dell'azienda e dello Stato. Dell'azienda non credo. Dello Stato non capiamo perché. Capiamo perché il contattato per sé non ci hanno risposto. Cosa ne pensa? Se ritiene, le manderei la documentazione per una verifica. Monica, io allora... Mi sembra strano che i colleghi di Pseudosidio non vi abbiano risposto, perché allora probabilmente è stato liquidato immediatamente la parte relativa ai contributi di suo marito e del datore di lavoro, e stiamo in attesa perché evidentemente INPS ha preso qualche tempo di più per delle verifiche. Adesso ipotizzo, e quindi stiamo ancora in attesa che ci mandino la quota, però ci contatti telefonicamente. Mi sembra strano che non le abbiano risposto, perché una risposta ve la diamo, nel senso, o vi diciamo che l'INPS ci ha scritto che stanno facendo delle verifiche, però qualcosa la sappiamo, ecco, non è che non sappiamo nulla, che non rispondiamo. Scusi, posso fare una domanda? Certo. Volevo chiedere, la quota mensile che viene versata nel fondo Perseo può essere dedotta nella denuncia dei redditi? E poi no. È vero che il rimborso che viene da... No, mi dica Vania. E poi è vero che il rimborso che viene dato con la denuncia dei redditi poi ti viene scalato dai soldi che ti vengono restituiti a fine rapporto lavorativo? Vania, credo che ci sia un po' di confusione. Ecco, facciamo un po' di chiarezza. Innanzitutto non dovete portare nulla sul 730, perché come vi dicevo in sede di presentazione, la compensazione fiscale della deduzione dei contributi del lavoratore e del datore di lavoro viene fatta direttamente sul cedolino e ve ne viene data evidenza sulla certificazione unica o CUD, come si chiama. Quindi sul 730 non dovete fare nulla. Tutto il resto della sua domanda ovviamente decade automaticamente. Le compensazioni, i recuperi non rientrano nel discorso di Pseudosidio. Scusi, la ringrazio. Di nulla. Un ultimo chiarimento. Se ho capito bene, quanto già accantonato di TFR rimane TFR? Va a Perseo solo il TFR dal momento dell'adesione? Sì. Ok, va bene, grazie. Allora, domande su post pensionamento già risposto. Presso viene trasferito dal fondo pensione. Allora, sono Lucia. Scrive Anna bis, però sono Lucia. Ok, Lucia, il TFR maturato fino al momento dell'adesione non può essere indirizzato al fondo. Il comparto garantito e il comparto bilanciato sono opzionali? In che senso sono opzionali, mi perdoni? Che intende lei per opzionali? Certo, o aderisce al comparto garantito o aderisce al comparto bilanciato. Ad uno dei due deve per forza aderire, Katia. Per chi mancano 6-7 anni, qui ci ho risposto. Posso fare una domanda?
sì, già l'ha fatta. Se ho, Denisco, perché me lo ricordo, se ho 2 figli e io sono una pubblica dipendente, a Barbara gli ho risposto. Relativamente all'iscrizione dei propri figli, quale convenienza c'è? Allora, Polizia 02, io la convenienza, io per esempio mio figlio l'ho fatto aderire, l'ho iscritto come soggetto fiscalmente a carico al mio fondo di categoria. Io non sono un pubblico dipendente, nella mia categoria, che io ho un contratto collettivo del terziario, il nostro fondo è fonte, e io l'ho fatto scrivere perché gli ho creato uno storico già di contributivo, e oltretutto, cosa molto più importante, ho insegnato a mio figlio a pensare alla previdenza complementare. Le cifre che metto annualmente sono, tra virgolette, ridicole, perché gli accantono 300 euro l'anno, io non è che chissà che cosa, però la cosa più importante è la formazione e l'idea che lui sa che dovrà, oggi che ha 18 anni, sa che dovrà contribuire ad un fondo pensione, perché la sua pensione pubblica non gli consentirà di vivere. Ecco, ho speso 300 euro l'anno negli ultimi 10 anni, che a parte l'anzianità contributiva, per il resto sono 3.000 euro, adesso ce ne saranno forse 4.000 perché l'ho messo sull'azionario, però non è quella. La parte importante è che mio figlio sa che dovrà accantonare, e quindi l'ho messo in condizioni di scegliere consapevolmente. Ecco, questa è la cosa più importante. Posso fare una domanda? Certo. Allora, per un dipendente assunto dopo il 1° gennaio 2019, sì, decide di non aderire al fondo per sé Sirio al momento, quindi dà la comunicazione all'amministrazione. Successivamente, tra 3 e 4 anni o quello che è, può aderire? Potrà aderire nuovamente pur avendo dato... Certamente sì, è un vostro diritto contrattuale. È ovvio che la domanda che mi pongo è: conviene rimandare? A che pro? Perché dopo si troverà 2 o 3 anni di TFR che non valgono nulla presso l'INPS e il resto del TFR presso il fondo pensione. Però sì, assolutamente, alla sua domanda le dico assolutamente sì. È un suo diritto contrattuale, quindi può esercitarlo in qualunque momento, al di là del semestre di silenzio-assenso. D'accordo, grazie. Sono iscritto al 2000 e andrò in pensione nel 2022. Come posso avere la liquidazione? Giuliana Franceschetti deve compilare la sua domanda di richiesta di liquidazione una volta che andrà in pensione, non prima, e farcela avere con le modalità come ho descritto già precedentemente. Se mancano 2 anni di pensionamento, deve iscriversi al fondo. Dice Pradal, no, mette in piedi un meccanismo, è un suo diritto contrattuale, io non le posso dire no, perché ci mancherebbe, però ma di che parliamo? Ecco. Un dipendente in TFS che vantaggio ha nell'aderire al passare al TFR? Scusate, posso fare una domanda? Certo. Comunessa Michele Tagliamento, buongiorno. Non ho capito una cosa, il datore di lavoro mette sempre la quota 1% indipendentemente dalla quota che mettiamo noi? Sì. Grazie. Sì. La contribuzione del datore di lavoro è fissa all'1% indipendentemente dalle scelte del lavoratore. Perfetto, grazie. A voi. Posso fare una domanda, per favore? Sì, Stefania. Sì, allora, nel momento del pensionamento il 50% viene liquidato in conto capitale, no? Sì. E l'altro 50%, come viene calcolata la rendita vitalizia? Ma soprattutto, se viene a mancare il lavoratore, mi pare di aver capito che va agli eredi la quota, la parte mancante, che non ha usufruito il lavoratore. La rendita vitalizia. Allora Stefania, per quanto riguarda la liquidazione del 50% in forma capitale, ovviamente, per quanto riguarda invece la percezione della rendita,
nel caso che viene a mancare, come rispondevo prima a Mauro, al vostro collega, ci sono una serie di rendite che voi potrete scegliere, o scendere una rendita con la reversibilità, oppure con la controassicurazione, oppure ce ne sono altre, dipende. È ovvio che sceglierete quella che ritenete più che fa al caso vostro. Allora, il fondo pensione, l'unica cosa che non vuole, ve lo dico proprio apertamente, anche perché andremmo in grandissima difficoltà, perché il fondo pensione non può mantenere soldi propri che non sono... deve erogare per forza. Ecco, quindi è ovvio che noi vi aiuteremo nel momento in cui andrete in pensione, ci contatterete e ci direte anche cosa volete fare, e noi vi faremo anche delle simulazioni. Per quanto riguarda come viene calcolata la rendita, ne approfitto, la rendita vengono calcolate come viene calcolata la vostra pensione con il sistema contributivo. Usiamo le stesse tabelle di mortalità dell'INPS, che poi sono le tabelle di mortalità dell'ISTAT. Molto semplice. Il sistema previdenziale pubblico ormai calcola con le tabelle di mortalità la nostra pensione, perché il contributivo è questo: si apre il cassetto, ci sono tutti i contributi versati durante la vita lavorativa, rivalutati in base all'andamento del PIL degli ultimi 3 anni. Ogni anno, gli ultimi 3 anni fanno una media. Immaginate i vostri contributi come si stanno rivalutando in questo momento, anzi negli ultimi 30 anni in Italia, dove il PIL è stato mediamente dello 0,40%, significa negli ultimi 30 anni i vostri contributi, per chi è in regime di contributivo, ma dal 95 in poi ci siamo tutti, ecco, quindi è inutile giocare, i nostri contributi negli ultimi 30 anni si sono rivalutati mediamente dello 0,40%. Ecco, e però poi noi diciamo sempre, pensate il costo del cambio tra euro e lira, cosa è stato, e immaginate l'impatto sulla vostra pensione, qual è stata. Quando dico vostra dico anche mia, perché non è che... Io ne sono solamente cosciente, tutto qua. Luciano, posso intervenire? Certo, Francesco. Per darti un pochino di respiro? Beh, io la dico con una battuta. Chi va in pensione adesso porta le pastine, le torte ai propri colleghi. Fra 10 anni saranno i colleghi che gli porteranno le pastine e le torte perché non avranno i soldi per pagarsele. Insomma, consentitemi questa battuta, però non è molto diversa dalla realtà. Volevo comunicare a tutti che siccome sono le 11:47, l'assemblea sindacale retribuita per la quale abbiamo chiesto l'autorizzazione a tutti gli enti è finita alle 11:30. Questo è il tempo che ci dà il dottor Buttaroni extra assemblea, e quindi chi deve rientrare al lavoro sa che insomma questo tempo non è considerato. Risottolineo che la registrazione dell'assemblea la pubblicheremo sui nostri siti provinciali, e quindi potete vedervela o scaricarvela da là, ma il sito www.fondoperseosirio.it è molto chiaro, differentemente da altre situazioni, per cui andatevelo a vedere. Ci sono tutte le modulistiche e poi anche tutte le specifiche per la polizia locale piuttosto che per Francesco si è bloccato. È sparito Francesco. La linea... Posso fare una domanda mentre rientra Francesco? Sì, altrimenti vado avanti con la chat. Sì, prego. Sì, allora, io vorrei capire una cosa. Io adesso lavoro in comune da 23 anni. Se aderisco adesso al fondo per sé, me ne mancano 17, speriamo, per andare in pensione. Quindi 50, facciamo conto che in 40 anni verso 40.000 euro di TFR, 20 li prendo liquidi, me ne restano 20. Se in questi anni verso solo l'1%, ho fatto così un conto, verso sui 7.000 euro, alla fine sono 27. Cioè la mia pensione integrativa viene calcolata sul 50% che non prelevo del TFR più i soldi che ho versato come contribuzione, per capire. Allora Andrea, lei innanzitutto 23 anni, quindi significa che è stata assunta prima del 1° gennaio del 2001? No, diciamo che sono in ruolo da aprile 2001.
No, perché 23 anni sono andato indietro nel tempo. Sì, no, stata però assunta... consideri che lei non è che può prendere il 50% del TFR, lei prende il 50% della posizione, perché il TFR, innanzitutto, quello che lei ha maturato fino al momento dell'adesione rimane lì con me e le verrà liquidato direttamente a lei dall'INPS. Rientrerà nel fondo pensione soltanto il TFR che lei maturerà dal momento dell'adesione in poi. Ah, ok. Ok. Quel TFR Sì? si andrà a sommare ai contributi che avrà versato lei e ai contributi che avrà versato il datore di lavoro. Questo sommatoria fa il montante e da questo montante lei potrà chiedere fino al 50% e la differenza trasformarla in rendita eventualmente. Sì, però giusto per capire in base alle cifre. Le suggerisco di andare sul sito, fare una simulazione e si rende conto a occhio dalle cifre che mi ha detto lei, dalle cifre che mi ha detto lei, probabilmente lei avrà anche la terza opzione, liquidare la posizione in un'unica soluzione, dalle cifre che ha detto lei. Sì. Quindi il TFR che ho già versato fino al momento dell'adesione al Perseo rimane lì dov'è? Viene liquidato dall'INPS dopo 2 anni, come sta facendo, se mai fra 17 anni ce lo daranno ancora, speriamo. No, ma il TFR ve lo danno sicuro, purtroppo ve lo danno, come si dice a Roma, a babbo morto, ecco. Però, quello ve lo danno perché quello, torno a ripetere, quello è intangibile, quello non si può toccare. Comunque io scegliessi il comparto bilanciato, viene messo dentro tutto, sia la contribuzione che il TFR che io maturo dal momento dell'adesione. Giusto? Allora, il TFR non rientra nella gestione della previdenza complementare perché l'INPS lo rivaluta in base a un andamento ben preciso che calcola lui, la media ponderata di tutti i fondi, di tutti i comparti del mercato italiano. È un indice che potete consultare sia sul sito dell'INPS che sul nostro sito, e qui approfitto per dare una risposta anche ad altre domande sui rendimenti. I rendimenti sia del comparto virtuale, quindi del TFR destinato al fondo, sia dei 2 comparti garantito e bilanciato sono pubblici, li trovate sul sito di Perseo Sirio nella sezione gestione finanziaria. Lì potete consultare anche l'andamento storico dei rendimenti dei 3 comparti, anche quello virtuale. Ok, grazie. Ecco, ho tolto un po' di domande, riassunto nel 2018 è in TFR perché soltanto gli assunti con un contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre del 2000 sono in regime di TFS, tutti gli altri sono in regime di TFR. Lavoro nella pubblica amministrazione dall'1 gennaio 2019. Se vinco un concorso pubblico presso la Stato Unito, quindi mi licenzio dalla mia attuale e stipula un nuovo contratto, rientro una caratteristica che devo dare o meno adesione al senso, ma lei ci rientra per definizione perché è stata assunta a Rossella il 1 gennaio del 2019, lei già rientra nel silenzio assenso. Se dovesse vincere un nuovo concorso, lei già oggi deve dare probabilmente la sua amministrazione le darà comunicazione, quindi entro 6 mesi dare la nuova adesione. Se passasse ad altra amministrazione, adesso, in questi giorni, comunque la nuova amministrazione le darebbe entro 6 mesi, è ovvio. E scusi, una domanda veloce. A me che mancano 6 anni per andare in pensione, conviene fare il fondo Perseo o innesco un meccanismo per soli 6 anni? Non riesco a capire. A me interesserebbe, però non so se mi conviene. Allora, adesso non so chi è, scusi se non la chiamo per nome, ma non ho visto il nome. Sì, no, mi chiamo Mara. Perfetto. Mara, allora, è ovvio che in 6 anni, onestamente, non stiamo parlando di previdenza complementare. Esatto. Stiamo parlando probabilmente di un salvadanaio dove lei ci metterà dei soldini, una parte del suo TFR, si porta a casa il contributo del datore di lavoro e il contributo dello Stato. Ma ovvio che da qui a dire previdenza complementare siamo agli antipodi, ecco. Polo nord e polo sud. Infatti, però potrebbe essere sempre un piccolo salvadanaio, qualcosa assolutamente in più, sì. converrebbe sempre. Se lo chiamiamo col suo nome corretto, salvadanaio, dove io metto dei soldini e me li ritrovo insieme a quelli del contributo del datore di lavoro e dello Stato, assolutamente sì. Stiamo parlando soltanto di quello. Di questo, esatto, sì, perché 6 anni non sono nulla.
Va bene, allora, grazie. Grazie a lei. Allora, per sé è uno strumento, certo, noi controlliamo che i versamenti vengono effettuati. Ovviamente noi non conosciamo la vostra base di calcolo, il vostro imponibile. Sto rispondendo ad Anna Albiero. Anna, noi siamo in grado di verificare se l'amministrazione versa. Poi sulla coerenza degli importi, significa se arrivano 21 euro invece di 22 o 23, noi quello non siamo in grado, perché non siamo noi che facciamo i calcoli, noi non conosciamo le vostre basi imponibili, quelli le conteggia soltanto il datore di lavoro. Noi verifichiamo che vengono effettuati e iscriviamo dei solleciti, e nel caso di gravi mancanze scriviamo direttamente anche all'aderente. È ovvio che noi vi chiediamo sempre di fare dei controlli periodici sulla vostra posizione, di coerenza tra quanto prelevato sul vostro cedolino e quanto versato. Devo dire che sono 7 anni che lavoro qua dentro e non ci risultano incongruenze di questo tipo. Ci sono stati a volte dei ritardi, dei piccoli ritardi anche per motivi tecnici, ma non mancanze tipo mi hanno prelevato 25 euro, me ne hanno versati 20. No, questo no. Non ci risulta, almeno nel mondo del pubblico impiego. Nel mondo del privato è una cosa un po' più frequente. Ecco. Le riduzioni ne abbiamo già parlato. Sì, i contributi del lavoratore e del datore di lavoro sono dedotti direttamente sul cedolino. Io non capisco, metti che complessivamente metto X prima della pensione, vado in pensione e mi danno la pensione X diviso per quanto. Ci sono, Simone Bison, ci sono le tabelle di mortalità, viene calcolata in base alle tabelle di mortalità. In questo momento in Italia le tabelle di mortalità dicono che le donne vivono 85 anni e gli uomini vivono fino a 79. Quindi in base a quelle tabelle di mortalità viene calcolata la rendita. Praticamente gliela metto semplice, non è così semplice, ma gliela metto semplice: il montante che lei avrà, Simone, al momento del pensionamento viene suddiviso sugli anni che mancano alla vita media. Per quanto riguarda il trasferibile in caso di morte, coniuge e figli, questo già vi ho risposto più di una volta sulle rendite che possono essere reversibili a favore di un beneficiario terzo, che può essere il coniuge o anche i figli. La scelta di iscriversi a uno dei due comparti deve essere mantenuta anche per 30-40 anni. Certamente sì, Andrea Pagan, la scelta può essere fino alla fine, oppure può essere variata anche ogni 12 mesi, la scelta tra comparto garantito e bilanciato. Io a Milzo ho già risposto, la rita è stata resa strutturale. La rita non è che è resa strutturale, la rita è una normativa ben precisa dello Stato italiano, quindi per definizione è acquisita da tutte le forme previdenziali. La rita non può essere messa in discussione, torno a ripetere, c'è un'apposita normativa dello Stato, quindi una legge. La rita è regolamentata da apposita legge dello Stato. Per cortesia, può rispiegare la questione dei figli? Io ho 2 figli che sono a carico, uno è maggiorenne e uno ancora no, però sono ancora tutti e 2 studenti, per cui a carico mio. Se loro, io non lo so, domani se lavoreranno sul pubblico, sul privato, con partita IVA, ecco, se può spiegare bene la convenienza in questo senso. Allora, iscrivere a previdenza complementare dei giovani non c'è una convenienza economica immediata, al di là della deducibilità dei contributi che io verso, non c'è una convenienza. C'è però la convenienza è che insegniamo a questi ragazzi a pensare al futuro. Io vi ho fatto l'esempio su me stesso, ma è un esempio reale che vi ripeto. Io ho iscritto 10 anni fa, mio figlio aveva 8 anni, o l'ho iscritto a Fonte, che è il mio fondo a cui aderisco anche io. Ed è ovvio che
nel tempo, in questi 10 anni, io ho messo da parte 3.000 euro. Vi rendete conto che è niente, no? Però mio figlio ha imparato a conoscere il fondo pensione e sapere che dovrà portarlo avanti per avere una pensione, perché lui probabilmente, a parte se sarà fortunato, riuscirà a entrare, perché oggi nel mondo del lavoro si entra in maniera stabile a 35 anni e li cacciano via dal mondo del lavoro a 67, 68, loro arriveranno a 70 anni. Significa che loro avranno una vita contributiva molto breve e calcolata tutto sul regime contributivo, tra l'altro. Quindi questo, il vantaggio di iscrivere un fiscalmente a carico è questo, sostanzialmente. Non c'è una convenienza economica, perché non stiamo parlando che mettiamo in campo centinaia di migliaia di euro, stiamo parlando di 300 euro l'anno, 200, 300, 400 euro l'anno, quello che si può, però gli si crea anche uno storico previdenziale, e questa è la cosa importante. Scusate, abbiamo recuperato anche la mezz'ora persa inizialmente, dobbiamo per forza chiudere l'assemblea. Volevo ringraziare il dottor Luciano Buttoni e eventualmente sapete che c'è la registrazione anche per qualche collega che magari non ha potuto partecipare, eccetera, sui siti sarà caricata. Adesso la iniziamo ad elaborare subito. Io, se c'è qualcos'altro, ringrazio il dottore per la disponibilità, Butaroni, e niente, se eventualmente si sentirà anche Mario Ragno, il segretario regionale, perché credo che avremo visto anche l'alta partecipazione, bisogna forse anche di fare un'altra edizione anche in diretta, magari così chi non è riuscito a fare domande o ha ancora qualche dubbio, magari avremo ancora occasione di risentirci. Il fondo parteciperà con gioia, guarda, ve lo dico proprio, con gioia. No, io ricordo a tutti che questa è la gamba previdenziale che mancava proprio dopo la riforma Dini, doveva partire nel 95 la creazione del fondo, quando ci fu lo scoglio che chi al 31 dicembre, non avendo 18 anni di lavoro, passava dal sistema retributivo che garantiva una pensione molto vicina a quella che era la busta paga, al sistema contributivo, per cui chi aveva meno di 18 anni andava con retributivo fino a quel momento e già vede un segno meno pensionistico. Io non mi vergogno a dirlo, con una retribuzione da dipendente della sanità di 1.350 euro, 17 anni di retributivo, ho un calcolo fatto dal nostro patronato con il programma ITAL di 1.100 euro, ma sono uno dei fortunati, diciamo, arrivo a sotto i 1.100 euro, per cui capite chi è nel sistema totalmente contributivo come farà a vivere senza riuscire a integrare la pensione. Per cui oggi la chiarezza che c'è stata, ma soprattutto il fatto che rispetto al privato io credo sia stato chiaro che il fondo Perseo ha comunque dei costi che sono agevolati, ma manca tutta quella parte, perché ho visto anche qualche domanda, qualcosa sulla chat che diceva rende meno di qualche fondo privato. Poi bisogna vedere in fase di liquidazione, tassazione, eccetera. Però c'è anche da dire che, come è stato spiegato, è anche molto meno rischioso il capitale che viene investito, per cui partiamo anche da un dato più sicuro e soprattutto non c'è nessuna speculazione, non deve ingrassare nessuno, qui ci sono i costi vivi dell'esercizio, per cui mi sento di ringraziare anche chi lavora sul fondo. Io ho un ritorno da parte dei miei iscritti di Padova che contattano i numeri e contattano il fondo e sono soddisfatti delle risposte che vengono date, per cui siete presenti, e oggi ancora di più vi ringrazio per la disponibilità di questa assemblea. Auguro a tutti un buon lavoro. Ricordo, se qualcuno ha la necessità, perché l'ente glielo richiede, di veder certificata la presenza in assemblea, ognuno rispetto alla propria provincia, alla UIL provinciale,
di trasmettere il nome e l'ente che provvediamo a mandare su la certificazione della partecipazione all'assemblea per vedere riconosciuti in orario di lavoro queste ore di assemblea. Perfetto Stefano. Dico due cose al volo. Allora, sì, questa cosa l'hai detto tu Stefano benissimo, ringrazio il dottor Buttaroni, ringrazio anche tutti i partecipanti. E una cosa proprio velocissima. Guardate, io nel 95 purtroppo c'ero, avrei preferito non esserci, sarei più giovane. E quindi so perfettamente cosa è successo con la riforma Dini nel 95. So quanto abbiamo battagliato per avere questo fondo, e il fondo l'abbiamo ottenuto, se non erro, nel 2014, quindi quasi 20 anni dopo. Io avevo pochi anni, non ho partecipato perché non mi interessava fare la musina, cioè non avevo nessuna intenzione di speculare per pochi euro, e quindi non l'ho fatto. Ero il regime TFS, sono rimasto nel regime TFS, ma mia moglie, che è più giovane di me, subito, quando è stato possibile, subito è entrata nel fondo Perseo, e quindi non perdete, dal mio punto di vista, non perdete questa opportunità. Noi purtroppo vuol dire non siamo stati tanto bravi come sindacalisti, perché ci abbiamo messo 20 anni per un nostro diritto. Noi quella gamba non ce l'abbiamo, la famosa terza gamba noi non ce l'abbiamo. È vero che abbiamo un po' di anni di retributivo, per cui leggermente meglio rispetto a voi più giovani, però informatevi, siate certi, fate tutte le verifiche del caso, ma non dovete perdere, secondo me, questa opportunità, perché poi gli anni passano e ci ritroveremo vecchietti, vi ritroverete anche voi vecchietti come me, prossimi alla pensione, andrete a farvi i conti come è andato Stefano e vi troverete delle sorprese molto 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 sgradevoli, per cui non vi risolverà la vita, ma sicuramente vi aiuterà nella seconda vita dopo la pensione a renderla un pochino più dignitosa. Grazie ancora a tutti, ciao a tutti. Grazie a voi. Faremo un'altra, sicuramente. Arrivederci a tutti. Noi ci siamo. Buon lavoro. Buona giornata, buon lavoro a tutti.